Salve a tutti e benvenuti al podcast del cactus. M'annoio, la TV in mano a dei vecchi del cazzo. Voglio star fresh e buttare quel telecomando, frametto in play. Podcast del cactus. Ospiti succulenti, cultura, approfondimenti. Sì, Franzo, Massoni e Benny. Uno tsunami per aride menti. Podcast del cactus. Podcast del cactus. Podcast del cactus. Podcast del cactus. Ascolta podcast del cactus. Podcast del cactus. Io sono Benny, ragazzi! E io sono Sonny. E io sono Robert. Ciao, piccolo Robert! Ehi ragazzi, come state? Questo microfono così ci darà dei problemi. Lo gireremo piano piano. Esatto. Dopo tanti anni è ritornato il buon Gubert. Salve a tutti ragazzi, sono entusiasta di partecipare a questa puntata, non vedo l'ora. Vediamo di che cosa dobbiamo parlare. Dai. Dai Benny, fammi sentire sta cafonata. Allora, ragazzi, oggi parleremo di Space Jam. Che palle! Allora, un film di cui abbiamo già parlato, abbiamo detto le nostre opinioni, le nostre, reazioni anche a quel piccolo teaser che era uscito ormai, un anno fa di fatto, no? Sì, un anno fa. Sì. Una puntata che abbiamo fatto con il buon Dippi, appassionato di pallacanestro, ossia basket. Ma dov'è il Dippi oggi? L'hai invitato? Il Dippi non l'ho invitato perché... Gre- ti spiego perché. Perché questa cosa di non dare il preavviso potrebbe dar fastidio e potrebbe far slittare tutti i nostri piani. Quindi magari uno dice: ehi Dippi, stiamo andando in puntata, vieni subito. E lui dice: no, domani possiamo fare domani, perché oggi... Vabbè, oggi è Pasquette. Con questa imitazione quindi... non si potrebbe un pochettino arrabbiare nei tuoi confronti, questa imitazione... Allora, se l'imitazione è fedele, Attenzione. Fedeli sono i cani. non tange più di tanto. Va bene. Ma comunque, ragazzi, allora, oggi leggeremo un articolo che andrà a racchiudere tutte le polemiche relative a Space Jam. Non a caso il titolo di questa puntata si chiama... Chi ha gridato? Un cavallo. Infatti la puntata si chiama Gli stupratori di Space Jam. Ecco, c'è stato l'urletto tipo in sottofondo. Grave. Ma è di un cavallo. Comunque, allora, perché gli stupratori di Space Jam? Ovviamente c'è un meta significato in questo titolo che ho dato io, ovviamente che ho inventato io. Poi è chiaro L'hai che copiato ognuno da di... qualche No, parte, l'ho inventato io, proprio me sono inventato io sto titolo. Ma E ti perché spiego- hai questi capelli? Ho i capelli tipo alla Angelo Orlando, che salutiamo, il Sì, nostro caro sono amico. capelli da... Ciao Cilu. Ciao Ciro. Da personaggio del... No, Ken di Barbie. O Ken di Barbie o personaggio dell'Ottocento siciliano. Quindi il Leone di Sicilia. Leoni... guarda, i capelli sono uguali. I capelli sono uguali. Ragazzi, abbiamo il libro qui di Stefania Auci, I Leoni di Sicilia, e abbiamo un personaggio che ha esattamente la mia Le capigliatura. tue fattezze. Sì. Il Benny delle fattezze. Avrei preferito Ken il guerriero, ma mi è toccato Ken di Barbie. Ma andiamo avanti. Allora, non è passata inosservata la presenza di alcuni controversi personaggi, specie dopo la bufera di Pepe Le Pew, la puzzola. Ora, Spiegami di se cos'è la cosa puzzola. stiamo parlando? Quindi è uscito il nuovo trailer, anzi il primo trailer ufficiale di Space Jam 2 dopo una vita, ragazzi, perché l'annuncio di questo trailer... Fa una cosa. No, stop, tranquillo. Sicuro? Sì. Ok. Sì. Allora, dopo l'annuncio, quindi scusa, dopo la pubblicazione di questo trailer, ovviamente abbiamo fatto la nostra reaction personale, ognuno a casa sua. Abbiamo evitato di fare quella un po', condivisa con il nostro pubblico, anche perché ancora non siamo un po' in questo mood delle reaction, ma prima o poi approderemo anche lì per il benestare di tutto il nostro seguito inesistente. Ma di cosa stiamo parlando? Bellissimo questo trailer, personalmente mi è piaciuto tanto. Allora, Ovviamente ci sono delle criticità che voglio Aspetta. sottolineare, ma voglio passare la parola a voi. Ecco, ditemi cosa pensate di questo primo trailer di Space Jam a New Legacy, in italiano tradotto New Legends, senza alcun motivo. Allora, io posso dire una cosa. Allora, ho due domande. Vai. Ecco, Avanti. chi deve prendere la parola deve fare sta cosa. Ok. vai. Sì, cioè deve richiamare la parola. Quindi... Sì. Vai. Non so se darà fastidio sta cosa. Ma non importa. Allora,
quando tu mi raccontasti a suo tempo di questa cosa, no? Cioè, tu cosa mi hai detto? Mi hai detto, caro Sonny, in Space Jam 2, chiamiamolo così perché tutto quel titolino del cazzo mi rompo, ci saranno personaggi assurdi tipo The Mask, Voldemort. Andiamo del rumor allora. Erano dei rumor. Ora, quando ho sentito questa cosa mi sono comunque un po' incactussato. Cioè, comunque ho detto, ma che è sta cafonata? E quindi ero un po' interdetto riguardo questo argomento. Dal trailer che ho visto ieri, però, che potrebbe essere, come dicevi tu, una Ready Player One-nata, in realtà potrebbe essere giustificato col fatto perché, a quanto ho capito, ci sono vari universi, in generale, nel mondo dell'intrattenimento, e lui viene, LeBron James, viene spedito in quello del Looney Tunes, che è un universo tipo da sfigati, mi sembra che ha detto tipo così, una cafonata. Forse c'era anche quello di Game of Thrones. Westeros si chiamano proprio. Ok, quindi l'inserimento di questi altri universi in questa maniera, secondo me, non è male. Ok? Cioè, e potrebbe essere una cosa che è veramente fanservice a palla. Cioè, no, potrebbe essere, è fanservice a palla. E quindi, ok. C'è una cosa che non ho capito. Perché LeBron a un certo punto viene trasformato in cartone animato? L'hai visto nel trailer? E poi torna di nuovo umano, tra virgolette, ma in computer grafica, forse. Cioè, o è lui proprio. Cioè, questa cosa un pochettino mi ha triggerato. Quindi sto passaggio secondo me è stato un po' inutile. Insomma, non capisco perché, diversamente da come in Space Jam classico, dove Michael Jordan è sempre lui. Beh, ma dico, non ci affrettiamo a dare delle conclusioni. Allora, qua il solamente buon Rupert l'ha visto ora e ha detto è bellissimo. Allora, a me ha catturato un casino, proprio ha fatto un effetto veramente particolare. Non vedo l'ora di vederlo perché sono molto curioso. Ma lo sai che sarà una cafonata trash. Ma questo è secondo la vostra stupida opinione. Quindi tu hai tu sei positivo. No, io sono una persona che giustamente non metto le mani davanti, quindi guardo il film e poi commento. Quindi il Sì, passaggio tra cartone e poi a di nuovo fattezze umane, diciamo reali, non posso giustificarlo, quantomeno posso criticarlo nel momento in cui non so come avviene, perché è avvenuto. Quindi E anche il mi passaggio, sembrano un pochettino spinte queste critiche. Sì, però a prescindere, tu lo aspetti. Sì, io lo aspetto, però Io invece ti dico che non lo aspetto, però lo guarderò come peggio di come ho guardato Ready Player One, caro Ben. Perché comunque quello era un film di Spielberg, quindi c'hai sempre quella cosa e dici, ok, questo di chi sono i registi, lo sai? Sono... Sì, si chiama... Chi sono sti Sì, stronzi? ora te lo dico, ora lo dico. Comunque, se posso dire un'altra parola, non mi è piaciuto neanche il passaggio dalla realtà a quel mondo. Cioè, dal trailer, troppo tecnologico, mentre lì era veramente assurdo. Cioè, io avevo il terrore. Tu pensi a sta cosa, come cazzo può essere che viene risucchiato da un buco di un campo da golf, mentre lì c'è questo spazio, è più verosimile paradossalmente, con questa sorta di macchina del tempo, di sfera, che è una sorta di passaporta. Tron, qua. Vabbè, ma lì nel primo Space Jam c'è più magia, c'è più autenticità, Sì. perché non c'era tutta questa computer grafico, non c'era tutta questa tecnologia avanzata, quindi hanno immaginato forse la cosa più semplice, ma allo stesso tempo la cosa più spettacolare. È assurdo e ci di pensi essere se- risucchiato da una buca di golf, e quindi ci sta, io me la accollo questa nuova versione. Quindi a questo punto voi credete che Io credo nelle fate. che Space Jam e New Legacy sia in realtà un reboot a tutti gli effetti, o abbia anche dei riferimenti al primo Space Jam? Cioè, perché per come ci hanno proposto anche il discorso che c'è questa differenza dell'arrivo del personaggio umano nel mondo dei cartoni animati, che è diverso, quindi lui assume le fattezze da cartone animato, cosa che non avveniva con Michael Jordan. Quindi qui c'è proprio uno stravolgimento proprio del canone di Space Jam, delle regole, e quindi anche i personaggi stessi non hanno quell'esperienza di Space Jam 1 e addirittura anche di Space Jam, Looney Tunes Back in Action, che sarebbe il sequel spirituale di fatto di Space Jam, no? Io penso Lo che conoscevi sto film? No, Molto carino. ma che sta capo? io penso bello, che Space Jam 2 merda, nasca, Bello. questo tipo di Space Jam nasce così proprio perché vuole riprendere sicuramente lo Space Jam, quello originale, no? Il primo, però al tempo stesso non può fare una cosa troppo banale o più vicina allo Space Jam il primo che è uscito, perché comunque a giorno d'oggi sono usciti tantissimi film con tantissimi effetti, quindi deve essere qualcosa che ti stravolge ed è al passo con i tempi. Allora, Rupert ha detto la cosa fondamentale, cioè fare un film simile a quello sostituendo Michael Jordan a LeBron James è un suicidio, era una minchiata assurda, perché è normale che noi che siamo affezionati a quel prodotto
avremo storto il naso. Quindi cosa hanno detto loro? Ragazzi, facciamo una cosa e comunque sfruttiamo il nome per farci pubblicità assurda, però creiamo una cosa comunque originale, perché non c'entra niente. Cioè, l'unica cosa in comune è la palla a canestro. Io questa cosa che avete detto l'appoggio appieno, perché comunque il primo film è del 96, quindi è chiaro che anche il target è diverso, il pubblico è diverso, sono nuovi adolescenti, nuovi ragazzini che si approcciano a questo nuovo film, Certo. e che probabilmente non hanno neanche visto il primo e non gliene frega nulla di questa cosa. Esatto. Però Forse guardano il primo e dicono: ma che sta cafonata? può Con essere questi scontornamenti possibile, un po' così. possibile, però io questa Cioè, cosa forse sono superiori gli scontornamenti di RT Pup in Storyland. non lo so, ma in ogni caso io però voglio aggiungere anche un'altra cosa, perché se quella cosa che state dicendo voi è giusta, non mi spiego come sia possibile che comunque hanno inserito all'interno di questo film, almeno da quello che si vede nei trailer, dei personaggi che comunque fanno parte del nostro, cioè quello degli anni 90 immaginario. Chi? Quindi ci sono Come i Flintstones ad esempio, Ah, sì, o come Yogi, o come il Gigante di Ferro. Cioè un bambino quando vede questi personaggi Non sa chi dice cazzo chi sono, sono chi sono?" questi, un bambino del 2021 chiaramente. Quindi No, anche uno del io- 2005. può essere, però quindi questa polemica che dite voi ci può stare, però non mi spiego com'è che si voglia cavalcare l'effetto nostalgia di quei personaggi comunque vecchi, a parte il Trono di Spade. Perché vuol dire, perché loro vogliono fare un marasma di Sì, cose. Cioè, loro sì. vogliono dire: becchiamo tutti gli appassionati e gli affezionati a Space Jam, Come hanno fatto mettendogli- con Ready Player One, in cui hanno inserito anche personaggi moderni come Esatto. quelli di Overwatch, eccetera. facendo il content a tutta sta fazione di qua che se lo rivedrà. Perché ragazzi, tutti quelli che hanno visto Space Jam classico vedranno questo, tutti. È la stessa cosa di Jurassic World, se ci pensi. Cioè, tutti siamo andati lì, tutti siamo usciti incazzati dal cinema. Un fiasco totale. Una merda incredibile, schifosa, stupratrice del mondo di Jurassic Park, caro Benny, perché è così. Soprattutto con quella scena del pugnetto che simulava l'accoppiamento dei Velociraptor. Però l'abbiamo visto, abbiamo pagato, spettatori paganti, in questo caso cheat a Space Jam. Noi siamo stati spettatori paganti. Bravo! Spettatori paganti. Quella scena E tu- è troppo disturbante. Troppo bella. E tu giocherai a basket a vita incatenato. Filmerai autografi. E filmerai autografi. Gravissimo. Mamma mia, Bello, proprio bello. mette un'inquietudine. Era tipico comunque di quegli anni questo, mettere quella parentesi Un po' di ansietta. un po' come alla stile, non so, Bambi. Charlie, anche i Cani vanno in paradiso. Siamo lì, Charlie. perché tu Bambi troppo indietro stai andando. Cioè, io parlo degli anni 90, sì, capito? c'era questa Quando vena c'era un po' questa deprimente. componente un po', capito, Un po' triste. malinconica, anche quasi orrorifica per certi Sì, sì, aspetti, sì, no? sì, sì. Un po' come quel topolino, no, che fa quell'esperimento in cui si scambia il cervello con quell'enorme gamba di legno, tipo Frankenstein, vista sta cosa. troppo inquietante. Oppure i paperi che tornano ogni giorno il giorno di Natale. Un Assurdo, incubo esatto. assurdo. Oppure ancora un viaggio con Pippo, anche lì ci sono delle componenti Sì, un po' soprattutto c'è quella Mamma scena mia. in Viaggio con Pippo. dove Quando si sono, trasforma tipo in Pippo enorme. quando sono, figlio, Max. quando sono nel Ehi, Max. Quando sono nel seminato con le spighe alte, c'è sta scena che lui sta sognando un po' strafatto, un po' onirico. Te la ricordi? Ovvio, quello sto dicendo. Quando lui si trasforma in Goofy, di fatto, Sì, in sì, Pippo. sì, Quando Max Goofy. capisce che si sta trasformando in suo padre, cioè in Pippo. Sì, sì, sì. Ehi, Topolino! Io Pippo. Io? Comunque, allora ragazzi, di cosa stiamo parlando adesso però? Nuove polemiche dopo l'uscita del trailer di Space Jam e New Legacy, già chiamato al difficile compito di soddisfare i fan dell'originale del 1996 con Michael Jordan. Il film se l'è inoltre dovuta vedere con alcune questioni decisamente spinose in materia di politicamente corretto. Ma te lo ricordi Spinoza? Finisco il periodo. A queste si aggiunge ora una polemica per alcuni La personaggi. puzza dovevo parlare. C'è tutto qua. Ok. C'è anche il personaggio di Lola Bunny. Parleremo di tutto. Questo Ok. articolo è completissimo. Quindi ringraziamo Best Movie. A queste si aggiunge ora una polemica per alcuni personaggi che si vedono di sfondo nel trailer. Dalle prime scene del nuovo Space Jam con LeBron James si è capito quale sarà la storia del sequel in uscita 25 anni dopo il primo. 25, ragazzi. Mamma mia, Porco- che puzza de vecchio. Il giocatore di basket, icona di questa epoca NBA, viene risucchiato all'interno di quello che sembra essere un server scusa. Warner Bros. Ci dobbiamo fermare Interrompimi quando finisco il periodo.
popolato quindi dai mondi e personaggi che hanno fatto la storia della major statunitense, quindi non più Looney Tunes nello specifico, ma Warner Bros. In generale. Dicevi, Sonny? Benny, allora, praticamente mi è caduto l'occhio su una cosa che è nel giubbotto, che è un misto tra muco e cacata di uccello, che fa talmente... Cioè, io ormai guardo solo quello. Quindi, se tu potessi... Se tu potessi... Se io vorrei... rimuoverlo... Questo è il mio muco. Cristo. No, mi dissocio. No, puoi andare a levarti un attimo con dell'acquetta. Io qua parlo un attimo con Roberto. No, guardo solo quello, ti prego. No. Mi rifiuto di vedere questa scena orrenda. Ragazzi, io non lo posso. Io, vabbè, non lo guarderò. Io non l'ho ascoltato, Ragazzi. Bernardo, mentre leggevo, perché guardavo quella macchietta lì. Madonna, cioè, per esempio. Non mi io sono guardo... dissociato. in un certo senso. Ragazzi, io vi giuro, io faccio il dentista. Vai. Bravo, io guardo sempre le bocche. E comunque ultimamente ho un cane a casa che caga 3 volte al giorno. Prendo la cacca ovviamente con i fazzoletti eccetera. Con le mani. Però questo è Mi disturbante. dissocio. Ok. Quindi mi hai interrotto per questa cosa, top. Ma certo, ma non potevo continuare, scusa. Ok. Dalle prime scene, quindi abbiamo detto, ok. La missione di King James, viene chiamato così? King. certo. Re James. È chiara: giocare una partita di basket contro il signore del dominio, che è Don Cheadle, l'attore, quello di War Machine, e salvare suo figlio assieme a Bugs Bunny e compagnia. Però ci sta che il figlio è svogliato, non voglia fare Sì. basket, un po' ci sta. Il titolo, Una nuova eredità, in italiano invece New Legends, non si sa per quale motivo, si rifà sia al passaggio di consegne tra LeBron e Jordan, sia alla dinamica padre-figlio in questo Space Jam. Prima ancora dell'uscita del trailer, come detto, il film ha affrontato 2 grosse polemiche. La prima è quella relativa al personaggio di Pepe la Puzzola, estremamente controverso per i suoi atteggiamenti molesti nei confronti di Penelope Kitty. Il personaggio Looney Tunes è ritenuto portatore di un messaggio che inneggia la cultura dello stupro. Ora mi sto ricordando. Un revisionismo storico che punta ad adeguare gli standard dei comportamenti anche sottesi che si trasmettono ai bambini, ha portato quindi all'esclusione di Pepe dal film. Allora ragazzi, di quale personaggio stiamo parlando? Io mi ricordo che c'era sta scena che tipo lei si travestiva da gatta, la inquietava di continuo. No, la scena è sempre così, cioè è un po' il stesso stile alla Willy il Coyote, cioè abbiamo sempre il personaggio che fa una cosa ripetuta in tutte le puntate di questo personaggio. Tu non te lo Cosa ricordi? fa È assurdo. Pepe la Puzzola? Comincia così, questi episodi di questo... Era quello che aveva tipo un accento straniero. Cioè, francese. Ah, oui. Sì, oui, così. Esatto. Ragazzi, sono passati una serie di zaurdi col cappellino stretto e gli Non era occhiali Tomasino Carrera. quello. No. Mi dissocio. No, però stanno passando qua da campagna una serie. Cioè, ma dov'è sta zona rossa? Dove sono le guardie? Bloccateli! Ma che è sta caciara qua? Ok. Allora, in cosa consisteva questo cartone animato? Praticamente avevamo l'incipit di questa puntata tipo che durava pochissimo in realtà, tipo qualche 5-10 minuti, no? Perché erano così i cartoni animati a quei tempi con i Looney Tunes, no? Anche Bugs Bunny che veniva cacciato dal cacciatore tipico, no? Allora, Stupido. sì, avevamo... è pelato. Sì. E avevamo... non c'è una correlazione tra le due No, cose. vabbè, era... sì, no, non c'è. Anche se non i c'è. pelati possono anche No, spesso vabbè, essere cioè, stupidi, no, non mi dissocio. Comunque, cosa consisteva? Avevamo, per motivi casuali, una macchia di vernice colpiva il gatto, una gatta, la povera gattina, la povera Penelope Kitty, che diventava agli occhi del nostro protagonista malizioso, cioè Pepe la Puzzola, una puzzola femmina. Sì. Ma in realtà era una gatta. Sì. E quindi tutto il gioco della puntata consisteva nel fatto che questa puzzola maschio era attirata proprio carnalmente da questa bellissima puzzola, perché era un gatto che però aveva questa striscia, gatto nero chiaramente, con questa striscia bianca che dalla nuca arrivava fino alla coda, che ricordava una bellissima puzzola. Ok? Sì. E quindi tutto il cartone animato si basava sul fatto che lui, il maschio, voleva a tutti i costi conquistarla, anche con atteggiamenti molto gravi, insistenti, quasi da ricordare quello che noi oggi chiamiamo il catcalling e addirittura le molestie sessuali a tutti gli effetti. E quindi quello che qui chiamano a tutti gli effetti atteggiamenti molesti nei confronti di Penelope Kitty, che inneggiano alla cultura dello stupro. Cioè, tu
maschio che ti vuoi imporre sulla donna, vuole. considerata essere inferiore, che deve sottostare al tuo diciamo bisogno fisico di accoppiamento, e non hai nessun tipo di diritto di parola, devi semplicemente sottostare a quel tipo di atteggiamento. Cosa pensi? Questi sono sempre argomenti assurdi. Aspetta, spinosi. quindi ripetiamo, in Space Jam 2 il personaggio di Pepe La Few, cioè la puzzola, non comparirà per questo motivo. Personaggio che compariva però Allora, in Space aspetta, Jam 1. Consideriamo che io penso che questa sia alla stregua di delle limitazioni fatte alla Disney, no? Di Dumbo, no? Dei corvi che ricordano dei jazzisti, eccetera, eccetera, afroamericani. Siamo sempre lì, caro Benny. Cioè, secondo me un bambino non la valuta questa cosa. Cioè, io lo guardavo questo cartone animato quando ero piccolo e, capito, non vedevo sta cosa. Ora, a pensarci bene, in effetti c'è questo tipo di realtà così, perché comunque è un cartone vecchio. Quindi sempre lì siamo, caro Benny, e adesso si sta facendo questa cosa perché siamo nel mondo dove in questo momento storico c'è il massimo, l'estremizzazione del politicamente corretto, che abbiamo detto che si può essere una limitazione in quelle che sono l'espressione della cultura, l'espressione dell'arte, eccetera, eccetera, però nel momento storico che stiamo attraversando, tutte le varie problematiche che ci sono, siccome ripetiamo sempre che la maggior parte della popolazione non ha un'intelligenza Gli strumenti, insomma. o gli strumenti tali da poter capire quando c'è della goliardia, della simpatia, quando c'è del black humor, anche che se vogliamo definirlo così, e c'è troppa stupidità, quindi è una manovra ovviamente di marketing che loro stanno facendo per pararsi il culo, sempre lì siamo, no? Cioè tu ti metti nelle condizioni di dover essere agli occhi dello spettatore non criticabile da questo punto di vista, quindi è normale che l'hanno fatto. Se mi chiedi se è giusto o non è giusto, io ti dico, per me, cioè per la mia visione, cioè per me sono il russo come spettatore, non l'avrei neanche notata questa cosa, capito? Se mi spuntava la puzzola, tipo, non avrei valutato questa cosa. Però altra cosa importante, un ragazzo che non conosce completamente questo cartone animato neanche lo valuta, però, capito? È In più Space Jam 1 diciamo che non c'era poi neanche questo riferimento. non c'è, più. esatto, non c'è, forse lei spunta solo Semplicemente e basta. lei spunta la fa? puzzola che tipo butta la sua nuvola diciamo tossica addosso al mostro che sviene e quindi si prende il pallone. C'è basta, soltanto questa solo scena questo. e poi comunque compare nel background insieme a tutti gli altri nel pubblico, diciamo quando sono nella platea. Grazie per questa. Ma chi è che c'è stato? Ci hanno fatto Frankie, catcalling. Ci hanno fatto catcalling. Frankie, salutiamo Frankie. Ciao Frank. Allora lo tagliamo? Sì. Perché la puntata di Franchino è stata una delle più Sì, più visualizzate. apprezzate. Assurdo, Apprezzate. assurdo. Aspetta un attimo, metti pausa. Vai con la pubblicità. Se vuoi interagire con i nostri speakers, scrivi o invia un messaggio vocale sul nostro Instagram, Podcast del Cactus con la K o taci per sempre. Così per gradire. スピーカーとやり取りしたい場合は、インスタグラム、K を使用したサボテンのポッドキャストに音声メッセージを書き込んだり送信したりするか、とわにシャットダウンしてください。だから好きに。Allora, abbiamo appena salutato il grande Frank Sì. e quindi ritorniamo alla puntata. Quindi grazie ancora Frank per la tua partecipazione, ma andiamo al dunque. Allora, quindi stavi dicendo su Pepe La Few, scusami? No, dicevo, Pepe La Few, dico. Però valuta una cosa, no? Se lei concordo su tutto. cioè, se quello lei che hai all'interno del film comunque non fa quel tipo di atteggiamento. Sì. Ci potrebbe pure stare. Cioè, alla per fine- recuperare un po' il personaggio, dici. Però- Però alla fine non è Bugs Bunny, non Esatto, è Daffy quindi Duck. infatti. Addirittura ho visto che hanno ripreso un personaggio molto secondario, più secondario di quello che può sembrare, cioè quella specie di mostro rosso. Ci avete fatto caso nel trailer? Che fa parte della squadra ufficiale dei 5. Quello è una specie di Yeti, però rosso.
Ah, sì, quelli tutto in bello. peloso, Sì, sì, quelli in che è bello. uno dei personaggi più secondari in assoluto dei Looney Tunes, e l'hanno messo come membro ufficiale dei giocatori, dei 5, o almeno dei 10 forse, ma che si questo- alterneranno. Quindi comunque, o forse è stato lui a sostituire Pepe, in effetti, potrebbe E essere. comunque ci stava la puzzola che che ti scorreggiava. Era comunque una skill in più, era. Esatto, il fatto. Vabbè, comunque. Allora, andiamo a questa cosa. Poi, altra polemica relativa a Lola Bunny. Vi ricordate il personaggio di Lola Bunny? Tra l'altro doppiato in italiano dalla bravissima, a quei tempi, bravissima, vabbè, Simona Ventura. Lo doppiava lei. Questa ci querela. Sì. Per me, Simona Ventura ha fatto una cosa buona nella vita, ragazzi. Il calendario. No, scherzo, mi dissocio. No, no. Ne ha fatte tre. Il calendario. Sì. La pubblicità di Pitta Rosso. Ho impiegato anni a toglierlo dalla Pizza rosso, cagua più non passo. E poi, ovviamente, il doppiaggio di Lola Bunny in Space Jam 1. Ma qui abbiamo proprio uno stravolgimento del personaggio, perché a seguire è toccato a Lola Bunny finire al centro delle polemiche. In questo caso è stato lo stesso regista Malcolm D. Lee a decidere di desessualizzare il personaggio, Cioè, gli ha levato le per tette? renderlo più adatto a un film per bambini. No, vabbè. La coniglietta, che sarà doppiata da Zendaya, quindi praticamente la nostra MJ di Spider-Man, non avrà più quel top e le curve che si sono viste nel primo Space Jam. Era fondamentale. In questo caso la polemica è stata tra chi sostiene che in questo modo si rovina, tra virgolette, il personaggio, e chi invece si chiede quale fosse il primo lungo, di quale fosse in primo luogo il senso di avere una coniglietta formosa in un film con questo target in origine. Era anni 90, ragazzi. Ragazzi, negli anni. Vai, Rupert. Allora, io sono veramente arrabbiato per questa scelta da parte del regista, perché comunque il fatto delle critiche, sì, le critiche sono costruttive, però molte volte vanno a determinare una variazione di un progetto base. Nel caso della puzzola, allora siamo d'accordo assolutamente tutti, perché comunque quella era proprio un'esasperazione, era veramente un concetto sbagliato. Ma in questo caso proprio andare a modificare anche questo, cioè, secondo me siamo troppo vittime delle critiche, dei pregiudizi e di quello che si può dire dopo aver visto il film. Quindi questo va a incidere, secondo me, un po' sull'arte, sul complesso dell'opera d'arte, appunto, che dovrebbe uscire a breve. Quindi io non sono d'accordo. Allora, io ti dico, Benny, qual è il problema qui, no? La sessualità è vitale, è fondamentale nella vita di ogni individuo, no? E va sostanzialmente sperimentata e stimolata in varie parti della nostra vita, no? Cioè, parliamoci chiaro, noi bambinetti degli anni 90, per noi che cos'era? Che cosa che ci ha avvicinato un po', almeno io parlo personalmente, no? Il mondo della sessualità, quella cosa che ti piaceva, no? Ragazzi, Bulma, Nami, Lola Bunny, come si chiama? La ragazza di... Vabbè, anche Ariel già. Aspetta, no, però no, stiamo parlando di cose più spinte, quindi più spinte stiamo parlando di Roger Rabbit. Sì, Jessica Rabbit. Jessica Rabbit, ragazzi, che cos'è Jessica Rabbit? Anche adesso ha il suo fascino. Però il target di Roger Rabbit era diverso. Sì, va bene, ma il target di... Però cosa ti voglio dire? Cioè, quello A è me quello è piacevano questi personaggi femminili. Cioè, comunque avevo verso queste figure un'attrazione. Capito cosa ti voglio dire? E questo è importante, no? Anche questo stimolo della sessualità da questo punto di vista, no? Quindi io non sono d'accordo con questa... Cioè, praticamente com'è fatta? Come l'hanno senza tete? Diciamo che è un pochettino più androgina, quindi ha delle fattezze un po' più mascoline, tra Sì. virgolette, non ha più il seno, non ha più Le i curve, fianchi. No, quelle- no. È proprio il classico... Questo no. La classica ragazza, diciamo, che magari... Ragazzi, come posso dire per non essere... Ragazzi, correlato? ragazzi, parliamoci chiaro. Nel mondo esistono ragazzi sì. super Ovvio, fisicati. Per c'è esempio, di tutto, ragazzi, c'è di tutto. oggettivamente, no? Io e Benny siamo dei Chad, no? Lo sanno tutti. Vabbè, anche Rupert. Sì, Rupert è un giga Chad. È un giga Chad. Ragazzi, Comunque, Rupert è un mega assolutamente Chad. no. Però ci sono oggettivamente dei modelli che sono incredibili. E il fisico di questi modelli, io per dire, non lo potrò raggiungere né ora né mai.
oggettivamente, siccome sono un cultore del bello, ti dico che è bello un bel fisico maschile, anche scultoreo, anche donatelliano, michelangiolesco, se così possiamo dire, no? Perché è appassionato di anatomia, di arte, eccetera, eccetera, no? Stessa cosa si può traslare nel mondo femminile, no? Ci sono le ragazze, magari delle ragazze sono con delle forme più spinte, se così possiamo dire, e questo fa parte della vita, della normalità, ragazzi. Cioè, non possiamo andare a spegnere anche questo. Cioè, per quanto riguarda la faccenda della puzzola, che si sta riferendo a un problema sociale, se così possiamo dire, lo posso capire. Ma in questo caso, la fisicità di Lola Bunny, che è palesemente messa lì perché ti dà quel brio un po' sessuale, un po' come dire, e questo è il suo ruolo, no? Che lei fa girare la testa a tutti gli altri personaggi. E soprattutto è l'unica che finora nella storia di Looney Tunes ha fatto svalvolare Bugs Bunny effettivamente, Esatto. che è stato sempre, diciamo, lontano da quel mondo della sessualizzato, capito? Invece lì proprio lui si è innamorato. Esatto. Era bella questa romance Però tra di loro, o no? quale potrebbe essere la critica? Perché noi dobbiamo valutare tutti i punti di vista, caro Benny, no? Cioè, quale potrebbe essere la critica? Che l'immagine femminile all'interno di questo cartone animato veniva solamente focalizzata, come dire, veniva solamente incentrata sull'aspetto fisico. Questo è un altro, questa è un'altra Io criticità. credo che allora, siccome alla fine del trailer comunque lei fa tipo un occhiolino un po' malizioso, quindi secondo me cioè, rimarrà quella sorta di linea guida, no? Linea rossa legata anche al suo lato affascinante, però secondo me sarà tamponato dal suo aspetto fisico, quindi secondo me rimarrà questa cosa sexy un pochettino. Sì, ma sicuramente loro punteranno più sulle abilità sportive per quanto riguarda il gioco del basket, per quanto riguarda questa cosa, piuttosto che nel primo, dove una delle sue armi segrete era appunto la bellezza. Questa cosa faceva distrarre i cattivi. Sì, ma era una qualità che lei sfruttava, ma comunque io ricordo bene che nel film non era stupida per niente. No, quindi il fatto di esserci questa necessaria correlazione tra bellezza e intelligenza, secondo me... No, io non sto parlando di bellezza, io sto parlando di bellezza e magari nel nuovo film si vuole evitare proprio di mostrare la bellezza come se l'unica qualità che appunto può avere lei è solamente la bellezza e non altro. Cioè, secondo me proprio con questo fatto di togliere le curve accentua ancora di più questa stessa cosa. Va bene ragazzi, andiamo adesso al motivo per cui questa puntata è stata chiamata. Scusami, quindi alla fine siamo sempre lì, no? Qui al podcast del Cactus noi diciamo il nostro pensiero. Il nostro pensiero è questo, però se guardi tutti i punti di vista, la scelta stilistica ha un senso, cioè non è fatta a cazzo di cane, ovviamente è studiata, siccome il mondo attualmente ha questa forte attenzione verso il mondo femminile, verso il mondo LGBT, tutte le cose che abbiamo detto anche in altre puntate. Loro si mettono al sicuro dicendo leviamo questa cosa per evitare criticità e boh. Sì, è anche un po' una paraculata, Vabbè, ci sta anche per una questione commerciale, chiaramente. Esatto. Ma andiamo appunto al motivo per cui questa puntata si chiama Gli stupratori di Space Jam. Oltre per questi due aspetti che possiamo vederli appunto come una sorta di stupratori, nel senso che hanno distrutto il mondo di Space Jam levando questa componente sessualizzata di Lola Bunny e il personaggio di Fefe, come si chiama? No, grave, mi dissocio. Però abbiamo anche un'altra cosa. Perché? Queste due polemiche hanno portato a due precise conseguenze: il taglio di Pepe e il nuovo design di Lola Bunny. Dopo l'uscita del trailer, però, molti fan e appassionati non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio che sembra andare controcorrente rispetto a questa strategia di cauto politicamente corretto della Warner. Quindi abbiamo detto che la Warner si dissocia da questa cosa ipersessualizzata, dallo stupro, eccetera, eccetera. A un certo punto, infatti, sullo sfondo della partita tra LeBron e la squadra del dominio, i Goons, che sono questi nuovi cattivi, che hanno tutti questi supereroi, insomma, carini. Superpoteri, capisci? Sì, ma non mi fanno impazzire rispetto ai Monstars, che erano spettacolari. Comunque, anche se qui hanno voluto dare queste abilità particolari ad ogni personaggio, ma ci può stare. Ma chi si vede nello sfondo? Si vedono i drughi di Arancia Meccanica mentre fanno il tifo.
soprattutto il trailer è costellato di riferimenti ad altri film, tra Il Trono di Spade e Mago di Oz, passando per King Kong e Il Gigante di Ferro, un tripudio di camei che ha fatto subito pensare a Ready Player One. La presenza dei drughi, però, è decisamente controversa. Il gruppo protagonista del film capolavoro di Stanley Kubrick è infatti dedito alla ultraviolenza, tra cui pestaggi e stupri. Esatto. In Arancia Meccanica questo aspetto decisamente oltre il limite è esattamente il focus della storia, che gira attorno al percorso di riabilitazione di Alex DeLarge. Nel caso di Space Jam invece i drughi sono presi fuori dal loro contesto e utilizzati come comparse sullo sfondo. Difficilmente i più giovani potranno cogliere il riferimento e fare questo tipo di ragionamento, ma sui social network e su alcune testate internazionali come TMZ sta sorgendo spontanea la domanda: ma come viene eliminata una puzzola per atteggiamenti che inneggiano alla cultura dello stupro, seppur in modo cartunesco, e poi nel film si inseriscono personaggi che sono davvero degli stupratori? Finisco e poi commentiamo e chiudiamo la puntata. Una polemica che sta prendendo forza nelle ultime ore, e non sarebbe strano se la Warner, così attenta alle dinamiche del politicamente corretto relativo a Space Jam e New Legacy, decidesse di correre ai ripari e sostituire le controverse comparse sullo sfondo. Potrebbe farlo, frate, come hanno fatto con Sonic. Questi sono comunque trailer che possono essere modificati. Secondo me stiamo parlando di pazzia totale. Cioè, ragazzi, sono d'accordo con l'articolo. Cioè, che senso ha che levi la puzzola e metti i più violenti tra i personaggi protagonisti più violenti di un film in generale, dove c'è appunto all'interno del film una scena di stupro veramente pesante, perché molto realistica. Ricordiamo in questa casa dove vengono presi come si dice, di soppiatto, di soprassalto, appunto due poveri coniugi, appunto. Questa scena è incredibile. Quindi per me è una pazzia assurda. Cioè, lì va bene che dici nessuno se ne accorge, non riesce a fare magari lo spettatore di riferimento, però nella puzzola, che è un cartone animato che neanche mio fratello del 95 conosce e mai visto, forse comunque ha ricordi veramente vaghi. E quindi che cosa stiamo parlando? Follia pura. Non so perché l'hanno fatto, caro bene. Cioè, non capisco a sto punto tanta attenzione nel gestire queste cose e poi fai uno scivolo del genere. Non capisco. Tu vuoi dire qualche cosa, catcalling? Beh, io a questo punto, dopo questa, diciamo, ultima lettura di Benny, quest'ultima parte, a questo punto, ragazzi, non ho nient'altro da dire. Aspetto solo di vedere il film e poi di dare le mie opinioni. Ma guarda, per quanto riguarda questa cosa dei personaggi di Arancia Meccanica, veramente non me lo spiego. Io forse potrei giustificarmelo in questo modo, cioè il fatto di vederli schierati dalla parte dei cattivi in teoria potrebbe far pensare allo spettatore, vabbè, comunque sono dei personaggi negativi. Vabbè. Invece il personaggio di Pepe comunque era associato al bene, no? Al lato luminoso della partita, al lato chiaro, tra virgolette, se vogliamo usare una terminologia alla Star Wars. Quindi diciamo che c'è anche una suddivisione di diciamo ruoli da questo punto di vista. Quindi se decideranno di lasciarlo, probabilmente si faranno il culo in questo modo. Anche se secondo me, visto che, come ti dicevo prima, il fatto di modificare i trailer è una cosa veramente... Cioè, meglio, il fatto di non avere poi il prodotto finito uguale a quello dei trailer, non a caso anche il doppiaggio, no? Avete notato che il doppiaggio di Bugs Bunny è un po' strano. Evidentemente il doppiatore è cambiato rispetto all'originale del 95, che a sua volta era diverso rispetto a quello classico degli anni 70-80, e quindi è stato comunque anche quello innovativo. Però di base non dobbiamo aspettarci sempre le stesse cose, ma qualcosa di diverso, un po' come fu anche per Sonic, no? Addirittura in quel caso cambiarono proprio l'intero design del personaggio di Sonic. Qui mi aspetto anche una miglioria degli effetti visivi, perché comunque qualche sbavatura c'è, soprattutto nei personaggi dei villain, i personaggi della squadra dei Goons, che mi sono sembrati troppo macchinosi nei movimenti, soprattutto quel personaggio che ricorda un serpente con le braccia. Sì, ma c'è da dire un'altra cosa assurda, che molte volte quello che vediamo nel trailer è superiore a quello che vediamo nel film. No, mai. No, come no? No. In AOT è così, per esempio.
il trailer è 1000 volte superiore. Magari quell'animazione è diverso per l'animazione, no, però ma questa è una cosa risaputa. però no, dico, anche lì, Benny, come vedete ragazzi, si possono aprire dibattiti su ogni cosa, no? Per esempio su spunto di Benny è interessante, no? Quelli patteggiano per i cattivi e quelli per i buoni, quindi siccome è un personaggio positivo, inserirlo, cioè la puzza, sto parlando di levarlo. Quindi in realtà si parla sempre di chiacchiere, no? Di chiacchiere, di opinioni, di pensieri. Sta di fatto che ce lo godremo lo stesso. Ok, io sicuramente resterò incazzato, però. Quindi ragazzi, ci aggiorniamo a questo punto per il post visione che Sì. avverrà. Quando esce sta cafonata? Avverrà prossimamente, non mi ricordo esattamente, ma ragazzi googlate, sapete farlo tranquillamente, non stiamo noi qui a darvi date perché non c'è motivo, soprattutto perché in questo periodo non c'è niente di sicuro e Ovvio. la conferma proviene proprio dal fatto che, di quello che ho appena detto, scusate ragazzi ma ogni tanto sale qualche carciofo Io spero solo che pieno d'aglio. io mi copro. Esatto, dicevo, la conferma di quanto ho appena detto è proprio legato al fatto che hanno ad esempio inserito Black Widow, che doveva uscire l'anno scorso a maggio, poi maggio di quest'anno, eccetera, eccetera, è stato slittato fino a arrivare poi su Disney Plus a luglio. Per in fortuna. Premier Access. Quindi Per fortuna, mamma mia, che palle. non vedo l'ora. Saluti ragazzi! Allora, grazie a Rupert per essere stato con noi, per essere ritornato qui nei ranghi del podcast del Cactus come lo sgherro numero 1, il capo degli sgherri. E quindi, caro Rupert, fai un saluto alle tue ammiratrici E ai tuoi ammiratori. Esatto. E noi ragazzi ci riaggiorniamo. A presto ragazzi, sono stato molto contento, ci rivedremo sicuramente per le prossime registrazioni. Saluto, buona Pasqua. Seguite sempre il podcast del Cactus. Ciao belli. Ciao. M'annoio, la TV in mano a dei vecchi del cazzo. Voglio star fresh e buttare quel telecomando. Frametto in play, Podcast del cactus. ospiti succulenti, cultura, approfondimenti. Sì, Friends, massoni e Benny. Uno tsunami per aride me. Podcast del cactus. Podcast del cactus. Podcast del cactus. Podcast del cactus. Ascolta podcast del cactus. Podcast del cactus.